Ho visto scritto sui giornali, qualche volta sono cose che ho detto io, altre volte non erano proprio cose che ho detto io, ma qualcuno ha bisogno anche di scrivere sui giornali. Io chiederei a tutti i giornalisti presenti, siccome io credo molto che l'informazione sia importante che venga trasmessa, ma venga trasmessa in maniera chiara, perché se un'informazione è scorretta poi facciamo un cattivo servizio e chi ci rimette sono i cittadini, ma ci rimettono anche chi fa amministrazione. Quindi chiederei ai giornalisti presenti, o comunque se passare la parola anche agli altri giornalisti, di comunicare se avete certezze di quanto state scrivendo. Se sono mere indicazioni filosofiche, per verità, scrivete racconto fattibile di variazioni, mia creazione letteraria, ma che non sia una notizia, che sia chiaro che è una creazione letteraria, perché poi la gente quando legge un giornale sapendo che un organo di stampa lo prende come oracolato, come è giusto che sia, secondo me. Un giornale sta facendo informazione, non sta facendo comunicazione letteraria di qualcuno che abita a scrivere. Perché sul web c'è stata anche un po' una rivolta su questo aspetto. Sul web, su Facebook, ci sono state delle a me non risulta sia un organo di comunicazione ufficiale, ma la gente ne parla lì dentro, allora, benissimo, e pubblica i suoi concetti. Allora io voglio precisare una cosa per l'ennesima volta: il comune di Portogruaro ha dei mezzi di comunicazione precisi. In questo momento non ha un sistema di comunicazione tramite Facebook. Se la gente di Facebook vuole discutere al suo interno è una sua discussione, l'amministrazione comunale comunica in altro modo in questo momento, poi può darsi se ci siano altri metodi di comunicazione. Oggi come